Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera, e i tifosi del Napoli sono già in stato di allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato club, portandovi sempre le notizie più calde e rilevanti direttamente dai retroscena. Come di consueto, il nostro impegno è quello di tenervi informati su tutto ciò che può influenzare il futuro della squadra. Prima di immergerci in questo tema elettrizzante, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. E la rivelazione di oggi è di quelle che avrebbero potuto cambiare la storia recente del calcio europeo. Aurelio De Laurentiis, noto per la sua passione per i grandi centravanti, arrivò a tentare il colpo del secolo: portare Erling Haaland a indossare la maglia azzurra. All'epoca in cui brillava nell'RB Salisburgo, l'attaccante norvegese già attirava l'attenzione di tutta Europa. Ma secondo indiscrezioni di mercato anche il Napoli entrò nella corsa. L'idea partì da intermediari di peso, con connessioni dirette con il potente procuratore Mino Raiola, che curava la carriera del giocatore. Haaland, che oggi affronta il Napoli difendendo i colori del Manchester City, avrebbe potuto sbarcare a Napoli e diventare il punto di riferimento offensivo di un progetto ambizioso. Allo stesso tempo, De Laurentiis monitorava anche la carriera di un altro gigante, Romelu Lukaku, che più tardi sarebbe diventato realtà nell'attacco azzurro. Due nomi che sfiorarono il destino del club e che mostrano come il presidente abbia sempre sognato in grande per portare il Napoli ai vertici d'Europa. E adesso voglio sapere da voi, tifosi del Napoli: vi immaginate cosa sarebbe stato vedere Haaland con la nostra maglia? Il Napoli avrebbe fatto un salto immediato nello scenario internazionale? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti e, se volete supportare ancora di più il canale, non dimenticate di usare il Super Thanks.